Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un disastro annunciato. Il report di Legambiente denuncia l'elevata densità abitativa e le trasformazioni urbanistiche tra le cause che hanno aggravato i danni del ciclone Harry. La Sicilia sferzata dal vento con raffiche oltre 100 km, tragedia sfiorata a Siracusa, a Palermo divelte coperture di capannoni, mareggiata alle Isole Eolie. Fino a 1.000 euro per una patente nautica. I funzionari della motorizzazione di Palermo ripresi mentre contano le mazzette nel bagno. Traffico di droga tra la Sicilia e la Spagna. A capo dell'organizzazione una coppia di catanesi fugge all'alto e viene arrestato dopo una lunga fuga a San Cristoforo. Un corriere della droga trasportava 44 kg di cocaina. La scelta tra ricchezze e vocazione spirituale nel musical dedicato a San Francesco d'Assisi, andato in scena al Palacongressi di Agrigento. Calcio, il Catania punta il Trapani, recupero in programma al Massimino domani sera. La squadra obbligata a vincere per accorciare le distanze dal Benevento. Catania piange Orazio Russo, oggi pomeriggio i funerali in cattedrale dell'ex calciatore e dirigente rossazzurro, presenti la squadra e diversi ex giocatori e tecnici. Cronaca di un disastro annunciato, così Legambiente definisce il ciclone Harry, presentato a Messina un dossier dettagliato. Francesco Triolo. Una realtà allarmante, un territorio dove l'elevata densità abitativa e le profonde trasformazioni urbanistiche hanno annullato la resilienza naturale di fronte ai cambiamenti climatici. La denuncia di Legambiente Sicilia, che a Messina ha presentato un dossier sulle cause e gli effetti del ciclone Harry sulla fascia ionica. Temperature marine più elevate, innalzamento del mare, venti meteorologici estremi e piogge torrenziali stanno infatti trasformando in modo irreversibile il profilo delle coste, con danni ambientali ed economici senza precedenti, e il Mediterraneo si caratterizza sempre più come un hotspot mondiale del cambiamento climatico, quindi bisogna evitare di ripetere scelte sbagliate. Fare le scelte sbagliate significa intanto appunto ricostruire laddove si è capito che non si deve costruire, dagli stabilimenti balneari ai lungomari, lungo appunto la fascia costiera, che sono opere rigide che aumentano i processi di erosione costiera e gli effetti devastanti delle tempeste e delle mareggiate, e quindi su questo bisogna completamente cambiare strategia. Tra il 2009 e i primi mesi del 2026 in Sicilia sono stati registrati oltre 302 eventi estremi, 45 solo nel 2025 e 8 già nel mese di gennaio 2026. Oggi il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione, mentre negli ultimi 15 anni è stato consumato oltre il 6% del territorio costiero. In particolare il dossier evidenzia come l'area ionica si sia trasformata dal 1954 ad oggi da un ecosistema di spiagge profonde e dune protettive in una città lineare ipersatura. Intanto il maltempo continua a imperversare sulla Sicilia, in particolare con bufere di vento e raffiche superiori ai 100 km. Il bilancio dei danni nel servizio di Francesco Aloi. Il forte vento si sta facendo sentire in gran parte della Sicilia. Qui siamo a Siracusa. In via Piave di Buonmattino si è sfiorata la tragedia proprio a 2 passi dall'ufficio postale. Questa copertura in lamiera è venuta giù da un tetto, fortunatamente non colpendo passanti. Ma le raffiche di vento stanno mettendo a dura prova un po' tutta l'isola. Vediamo che in realtà interessano tutto il Tirreno meridionale con intensità anche a tratti molto forti, superiori ai 100 km e raffiche superiori ai 100 km orari. Fortunatamente la perturbazione però si sta allontanando e nelle prossime ore avremo un miglioramento del tempo che ci accompagnerà anche nella giornata di domani. Mattinata da dimenticare a Palermo. Nella notte un albero è caduto bloccando via Ugo La Malfa e traffico in tilt da viale Regione Siciliana Nord-Ovest a via Belgio. Danni anche a Brancaccio con alcuni tetti dei capannoni divelti. Vento e mareggiate hanno isolato l'arcipelago delle Eolie. Non c'è pace per l'approdo agli scafi nella frazione di Ginostra a Stromboli, con i marosi che hanno scardinato e trascinato in mare altri pezzi del grigliato
Stato. A Lipari, nella frazione di Acquacalda, il mare è arrivato fin dentro le abitazioni. Perché per la giornata di giovedì è prevista un'ulteriore perturbazione che porterà prima venti di scirocco e poi di nuovo venti di maestrale molto forti. Il centro storico devastato, oltre 1500 sfollati. Nisceme attende il Consiglio dei Ministri di domani per gli stanziamenti annunciati dalla Premier Meloni. Gerri Italia. Case sventrate, saracinesche abbassate e strade deserte. A Niscemi la frana ha stravolto il volto del centro storico e sospeso la vita di oltre 1500 persone. Un'intera comunità costretta a fuggire, lasciando dietro di sé case, attività e ricordi. Ieri gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni per chiedere risposte, tempi certi e interventi immediati. E la richiesta è netta: risarcimenti rapidi e sicurezza per chi dovrà rientrare. Questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. E dal governo ieri sono arrivate promesse di fondi e procedure accelerate. Le risorse ci saranno per fare quello che va fatto. Ma non vanno disperse, e quindi anche rispetto a quello che è accaduto nel passato, dove a volte non mancavano le risorse ma mancava la capacità di spesa di quelle risorse, la mia scelta è che le risorse devono essere erogate man mano che vengono spese. Alla Premier fa eco anche il sindaco Massimiliano Conti, che ribadisce che Niscemi non verrà lasciata sola. Ci sarà il Consiglio dei Ministri dove verrà varato un DL e noi saremo chiaramente trattati nel DL con apposite norme, con appositi stanziamenti, e ci sarà un commissario straordinario soltanto per Niscemi. Tutto questo per accelerare i tempi, è una cosa che ci dà certezza alla città, e quindi siamo pienamente soddisfatti. Ma in città oggi la fiducia è legata ai fatti, perché la ferita è profonda e il tempo pesa. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. E da oggi è operativa la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati appunto alle attività danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L'avviso prevede un contributo straordinario fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 27 febbraio. La Regione ha già destinato 680 milioni di euro. E siamo adesso alla cronaca. 1.000 euro per una patente nautica ed esami truccati. Alla motorizzazione di Palermo le telecamere hanno ripreso alcuni funzionari mentre contavano in bagno le mazzette. Desiree Ferlito. Patenti nautiche vendute a prezzo fisso, esami truccati e mazzette contate perfino nel bagno degli uffici. È lo scandalo che scuote la motorizzazione di Palermo, dove un'indagine ha portato all'emissione di 5 misure cautelari e coinvolto complessivamente 46 persone. Il provvedimento è stato firmato dal GIP al termine degli interrogatori preventivi. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e telecamere piazzate dalla polizia stradale negli uffici, avrebbero fatto emergere un vero e proprio sistema corruttivo. Le immagini riprenderebbero l'ex funzionario Marcello De Caro mentre conta 7.000 euro in contanti all'interno di un bagno della struttura. Poco dopo, nello stesso luogo, un collega sarebbe stato immortalato con un'altra busta piena di denaro. Secondo l'accusa esisteva un vero e proprio tariffario, 1.000 euro per ottenere la patente nautica, con possibilità di conoscere in anticipo le domande dell'esame. In alcuni casi i candidati non si sarebbero nemmeno presentati ai quiz e la loro presenza sarebbe stata attestata falsamente. Tra gli indagati anche il portiere del Catanzaro Mirko Pigliacelli. Secondo i magistrati il verbale del suo esame sarebbe stato falsificato perché nel giorno del quiz si trovava in ritiro con la sua squadra. L'inchiesta punta ora a chiarire l'ampiezza del sistema e il numero effettivo di patenti rilasciate. Un 27enne, Fabio Toscano, è morto stamattina a Gela in un incidente stradale sul lungomare Federico di Svevia. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto, una Honda. Tra i primi a intervenire il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava nella zona per un sopralluogo. Gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.
Traffico internazionale di droga tra Sicilia e Spagna. A capo dell'organizzazione c'era una coppia di catanesi. Sentiamo Tonino De Mano. 12 indagati, un maxi sequestro di cannabis e di un'ingente somma di denaro, oltre 1 milione di euro. È il bilancio di un'operazione antidroga internazionale denominata Barcellona Express Farfalla, che ha portato all'arresto di 12 persone tra Sicilia e Spagna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione, spaccio di droga e riciclaggio. Al centro dell'indagine un traffico di marijuana ed hashish dalla Spagna alla Sicilia orientale. Numerose perquisizioni in provincia di Catania e a Barcellona hanno portato al sequestro di 1.670 piante di cannabis, di 3 piantagioni indoor di sostanza stupefacente e di oltre 40.000 euro in contanti. Un ulteriore carico, destinato in Sicilia, è stato intercettato al porto di Civitavecchia con la droga che era nascosta all'interno di grossi sacchi di mangime per animali domestici, in modo da rendere difficoltosa l'individuazione in caso di controlli. A capo dell'organizzazione ci sarebbe stato un catanese di 46 anni che si avvaleva della preziosa collaborazione della compagna. Ad entrambi è stato contestato il reato di riciclaggio di denaro. Un corriere della droga è stato arrestato dalla polizia a Catania dopo una spericolata fuga. Addosso aveva 44 kg di cocaina. Desiree Ferlito. Pensava di muoversi lontano da occhi indiscreti tra i capannoni della zona industriale di Catania, ma il suo giro di rifornimento si è trasformato in una fuga disperata finita con le manette. Un extracomunitario di 31 anni è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre armeggiava sotto il sedile anteriore lato passeggero della sua auto. Alla vista degli agenti ha tentato di scappare speronando l'auto di servizio e dandosi alla fuga fino al quartiere di San Cristoforo, dove ha abbandonato il veicolo nel tentativo di far perdere le proprie tracce. All'interno dell'auto gli investigatori hanno sequestrato 10 panetti di cocaina per un peso complessivo di 11 kg, oltre a un borsello contenente un telefono cellulare e 2 passaporti intestati allo stesso fuggitivo. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire altri 28 panetti di cocaina. In totale sono 44 i panetti di droga sequestrati. L'uomo, rintracciato poco dopo, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. A fuoco 4 auto la notte scorsa a Miserbianco. Le auto erano posteggiate in piazza 25 aprile. Il sospetto è che il rogo possa essere di natura dolosa. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo dopo per parlare della vittoria del Partito delle Donne con l'approvazione all'ARS delle quote rosa. A tra poco. Affonda in aula la riforma degli enti locali, l'ARS boccia col voto segreto il terzo mandato ai sindacati, si salvano solo le quote rosa approvate con 50 voti favorevoli. Maglio Viola. Niente terzo mandato per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti. In Italia esiste, ma nell'isola non ci sarà. Stop anche al consigliere supplente. Il voto segreto affonda la riforma degli enti locali. Cadono nel vuoto gli appelli dell'ANCI Sicilia. E ancora una volta nel segreto dell'urna almeno una decina di deputati di maggioranza votano insieme all'opposizione. Indignato il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che però non può che prendere atto della volontà dell'Aula, che comunque approva il cosiddetto tagliando antifrode e dà il via libera ad una sola delle norme pregnanti, ovvero la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte comunali siciliani. Per ottenere questo risultato le donne parlamentari, che temevano venisse affossato anche questa norma, erano scese in piazza ottenendo il sostegno di sindacati e società civile. C'erano i deputati in piazza che avevano espresso anche la vergogna per il percorso travagliato della norma. Questa norma è diventata quasi merce di scambio con altre norme, non siamo assolutamente disponibili. È paradossale che nel 2026 siamo ancora qua a lottare per un sacrosanto diritto di pari opportunità e di uguaglianza di genere. È veramente una cosa che a me personalmente mi causa anche vergogna. Ma protestavano anche le esponenti femminili di altre amministrazioni, oltre a sindacati e studentesse. Era necessario che questa battaglia tornasse, come d'altronde era già partita, in piazza, perché è bene che dentro si capisca che la voce da ascoltare non è soltanto quella delle donne che già, come anche noi,
ricoprono ruoli istituzionali, ma di ogni donna e anche di ogni uomo. Mi permetto di dire che non si accontenta più di una politica espressione soltanto dello sguardo maschile. Le quote rosa adesso sono legge, ma il prezzo pagato è una riforma decisamente dimezzata. Un tunisino di 25 anni si è costituito dopo che avrebbe provato a violentare una donna che lavorava con lui da anni. È accaduto ad Aidone, in provincia di Enna. Il giovane, dopo essere fuggito, si è consegnato ai carabinieri grazie all'intervento del presidente della comunità di accoglienza ai migranti che lo aveva ospitato fino a qualche tempo fa e attraverso altri migranti l'ha invitato a costituirsi. La scelta fra le ricchezze e la vocazione spirituale nel musical dedicato a San Francesco d'Assisi è andato in scena al Palacongressi di Agrigento. Davide Sardo. C'è un teatro che intrattiene e un teatro che lascia il segno. E ancora una volta è accaduto con Forza Venite Gente, la commedia musicale dedicata alla vita di San Francesco d'Assisi, che ha conquistato il pubblico del Palacongressi di Agrigento nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali. Oltre 40 anni di storia sulle spalle e un entusiasmo che non conosce tempo. 20 performer tra attori, cantanti e ballerini hanno dato vita a uno spettacolo rinnovato nelle scenografie e nelle soluzioni tecnologiche, ma fedele all'impianto narrativo che dal 1981 emoziona generazioni. Al centro il conflitto universale tra il giovane Francesco e il padre Pietro Bernardone, la scelta tra ricchezza materiale e vocazione spirituale, tra aspettative familiari e libertà interiore. È una storia in cui tutti possono ritrovare dei piccoli pezzetti di sé, c'è un rapporto tra un padre e un figlio molto conflittuale, c'è la capacità di un uomo di radunare persone e di coinvolgerle verso la direzione che aveva scelto. Abbiamo un pubblico che è estremamente caloroso, estremamente numeroso, che canta con noi, che si emoziona con noi e che, essendo uno spettacolo che ha tanti anni, in qualche modo rivive anche un po' la propria storia. Applausi convinti e partecipazione calorosa per uno dei musical più longevi del panorama nazionale, capace ancora oggi di unire comunità diverse attorno a un messaggio senza tempo. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la pagina sportiva perché domani al Massimino ci sarà il recupero tra Catania e Trapani. Siamo al calcio, domani al Massimino il recupero tra Catania e Trapani, rossazzurri obbligati a vincere per accorciare le distanze dal Benevento, primo in classifica. Francesco Triolo. È tempo di non perdere più tempo, un gioco di parole che rende però l'idea della condizione attuale del Catania del campionato. Il recupero di domani sera al Massimino contro il Trapani può mettere in condizione i rossazzurri di risalire a -5 in classifica dal Benevento. Un altro risultato renderebbe le distanze con il primo posto sempre troppo lunghe, considerato che le partite da giocare sono sempre di meno. Il Catania si mangia le mani per le occasioni perse. Nelle ultime 3 partite ha di fatto dato via libera al Benevento. Toscano e il club hanno scelto la via del silenzio per rispetto alla scomparsa di Orazio Russo e quindi non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia. Il tecnico però recupera Lunetta e Corbari dopo la squalifica, ritrova Di Noia che ha saltato la gara di domenica per un affaticamento muscolare. Può contare regolarmente su Bruzzaniti che si giocherà il posto sulla 3/4 con D'Ausilio, Lunetta stesso e Jimenez. Il Trapani arriva al Massimino dopo la sconfitta di Giuliano, pesante per la classifica dei Granata, mischiati sempre di più nella zona play-out. Aronica per la partita di domani ha tutti gli uomini a disposizione tranne gli infortunati Ciuferri e Vasquez. Su quest'ultimo c'è una leggera speranza, ma lo staff medico valuterà le condizioni della sua caviglia e poi si deciderà se sarà disponibile, almeno per la panchina. E si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Orazio Russo, ex calciatore e dirigente del Catania, scomparso 3 giorni fa. Sei storia e orgoglio di questa città, essenza di catanesità. Con questa scritta in un lungo striscione i tifosi rossazzurri gli hanno voluto dire addio. La bara è stata portata dalla Camera Ardente che si trovava all'interno dello stadio Massimino al centro del campo per un ultimo saluto, prima davanti alla tribuna B e poi sotto la tribuna A. Quindi il trasferimento in cattedrale per le esequie. In Piazza Duomo la bara è stata accolta da un lungo applauso, stracolma la chiesa. Oltre alla prima squadra del Catania con il tecnico Mimmo Toscano, presenti anche Pasquale Marino e Pino Rigolo.
Rigoli, ex allenatori rossazzurri, alcuni ex giocatori etnei, Peppe Mascara, Ciccio Pannitteri, Marco Biagianti, oggi allenatore della Primavera del Catania, e Mariano Izco, e diversi ex dirigenti del club rossazzurro. Ci fermiamo, questa edizione finisce qua, grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.